Da Cuneo la tappa disegna un largo festone in pianura per andare a ritrovare le Alpi in Val d'Aosta. Savigliano, fila indiana, gruppo del Giro. Tre dei grandi campioni del passato e del presente, da Costante Girardengo a Fausto Coppi. Charles Godet, direttore dell'equipe, cerca assi per il Tour e cerca al Giro che essi animano. Le città del Piemonte, meno dimensioni del solito, accolgono la lunga galoppata. Il Torino è il più caldo, il più commovente. Quest'anno la Mole si accontenta di veder passare senza sosta la grande corsa, ma è un arrivederci. Luigi Chieri. Rick, nel risucchio scappano con Terno, Ketteler, Barducci, ma non si fugge più. Coppi manovra un freno magnetico. A Pont Saint-Martin riecco il gruppo, in gara sì, ma col fischio del treno. Assicurazioni moderne e pur grottesche della carovana pubblicitaria, la più clamorosa staffetta che il Giro d'Italia potrebbe chiedere per sé per il suo successo propagandistico. Queste strane vetture annunciano comunque che i concorrenti stanno doppiando le ultime curve che portano all'arrivo. Sono 4 in testa: Grosso, Ruiz, Fornara e Corriere. Saint-Vincent, da un concerto grosso è balzata fuori la smilza e incalzante fuga di Grosso. La Rai annuncia l'edere, eccoli! Duello tra Grosso e Fornara. Di un pelo Fornara ha vinto. Per uno scalatore specialista la vittoria in volata fa sensazione, ma i fiori vanno al Grosso, è una distrazione della vista, alla quale farà riparo il giudice. La parola fotografia fa le spese di questo vivace dialogo. Buono, Grosso, buono, bocca baciata, non perde...